Regole del italiano, maestro. Volemo dire così, che avevamo regole del italiano e che avevamo anche regole che si devono venire fuori fresche, no? Bravo. Regole che va a essere anche truccate un pochettino migliorare per far meglio. Quando si scambia una roba, è sempre per farla meglio, no? Così allora lui le vede anche a loro. Adesso se io vede regole del italiano lì. Regole del italiano. Ecco. Passa Allora, avanti. Sì, ma adesso che finisce, no? Sì. Passare avanti, aspetta un pochettino. Che Juvenal del Castel, che si va a parlare qua anche stasera, che si dovrebbe fare la grammatica, no? Lui ga ristrutturare un po' la grammatica per farla meglio do che quella che è. Allora, asemien ancora pubblicata, ma mi la vuoi manback. Opa. Sì, Saria l'avevo quasi copiata, una sorpresa. fatto, l'avevo incadernata, è stata bella. Allora potremmo parlare solo a quel, no? Perché? Perché le cose le desidero postarsi all'italiano, no? Per strutturare la lingua, per cominciare a insegnarla, per cominciare a parlarla pulito. E allora cosita che le regole scritte in un libro. E insieme a quelle regole che viene fuori la fundamentazione teorica e regole e anche un po' di attività per poter ver qualcosa in man per andare in sala di aula a insegnare ai piccinini. Maraviglia. Che si chiama Italiano per cei grandi. Che ho capito? Italiano per cei grandi. Sì. È il titolo si chiama Cucagna, vero? No, il titolo è Italiano per cei grandi. Italiano per cei grandi, ma se è Sì. una cucagna, catava cucagna da imparare, no? Va bene? Sì, poter imparare l'ena cucagna. Lena Sì. cucagna. Proprio così. Allora avanti, maestro. Regole della lingua italiana. Allora, cosita, non esiste come che siete la lingua del portoghese, no? Del portoghese, quando che te parli una parola tipo corazon, la se finisce con A o til, se Sì, dice. No sì. portoghese dice assim. Oggi. No italiano non esiste isso. Quando tem esse som, ele é feito com o N no final. Nunca o M. N de Nadia. Nunca M de mamãe. Che avevo capito? Allora cosita, un esempio, la parola magon, zarpelon, che è il cognome di persone, no? Se fa mia con A o til, se fa con O e N del final. Che ho capito? Capito? Ma il P se mette M, non che se parole dell'italiano che si finisce con la lettera M. Bravo. Avanti, adesso. Tutto il finale delle parole, né, come che si dice, allora quel che ho appena finito di dire, termina con N, nunca con M, sempre con N, N de navio. Inclusive nos sobrenomes. Allora là che c'è un po' di esempi. Canton, garrafon, convien, cristian, piumin. Parole così che sono scritte là per avere un esempio, no? Bravo, no? Cosita. Va bene? Va bene. Avanti. Avanti, L'altro? allora. E questa è una regoletta basica che è come del portoghese. No portoghese, antes do P e do B, sempre vai a letra M. M. M de mamãe. Dell'italiano è la medesima cosa. Sempre avanti del P e del B, M. Giusto. L'S dell'italiano ha una caratteristica ben interessante. L'S in mezzo a due vogali è il son de Z de zebra, no? Allora o S sempre no meio di due vogais na palavra, ele tem o som de Z. Lá che Z esempio. Sbaglio. Abbiamo l'accento sbagliato. L'accento lì, lette il primo E del 3, non del D. È Tredese, le mie tredese, le tredese. Tredese, toseta, diese, del numero diese, no? Sì. Allora guarda l'S le postai in mezzo a due vogali, allora il son del Z. Sono del Z. Allora non studi smettegare che l'accento lì, lette il primo E, è del 3 de Z. È una parola pro-paroxitona, va bene? Giusto? Giusto. Avanti? Il Z, anche no inizio da palavra e depois de consoante, l'ora costita vara. Un esempio per farti capire. Zera, Zera lu, latte il posto della, va bene? giusto. Giusto. Zela, Zela ela proprio, e guarda qua, Enzo, dopo di una consoante. dopo di una consoante. Allora, dopo, intramezzo una cosita, se può dire, una consoante E,
na Vogal. vogal, allora il Z va bene, e è proprio un Z e il gal son del Z. Influenza, Perché se fosse S sarebbe Enzo, influenza. Va bene? giusto? Giusto? Va bene, maestro? Cosita. Ecco. E dopo? Un'altra regoletta basica, due S. E i due S si dopera le parole della lingua italiana. Se dopera mia e i due R, ma i due S sì. E no il sedile, vero? E no Da il fare sedile. insieme qua, giusto? Ecco, sì, e il sedile hanno il gesè della lingua italiana. E il sedile, sol se proprio sarebbe una parola propria, ma se fatica a catar un nome proprio con se sedile. Caressa e piovessa. Piovesse. Piovesse, Eh. piovesse. Se piovesse. Se fa una piovesse. carezza. Ecco. Cosita. Io sedilia non Non esiste, esiste. vero? La sedilia non esiste. Cosa Giusto che così. serve? Ecco. Mm? Ah, un'altra regola, regola, un'altra sì. regoletta là, basica, no? Vediamo se accattiamo fuori. Gesellesse che è il gal son del se, Sì, come se fosse da lingua portuguesa. sì. O se esiste na língua italiana as palavras que se escrevem, só que ele tem sons diferentes. Por exemplo, o se seguido do e e do i, ele tem som de che e de ci. Giusto. Che avevamo becco parlare qua, che avevamo becco dito. Então, ele tem som, o se tem o som de S depois da consoante. Lá che due esempi di parole. Calzetti, che se le meie, no? Calzetti. E roverse. Então, voltando. O S tem som de C depois de uma consoante. Giusto? Giusto? Calzetti, roverse e altri. E Giusto? altre. Roverse da per dire anche reverse, che ne tanti che dice che parola. Anche, così. Giusto? Sì. Devo suonare. Demo sonare. Vai! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, aqui das salgueiras já quase no claro dia. No pingo de arreio relincha na estrelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, relando o piquete relincha potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, vem já perto de casa, vai ficar com a cachorrada.